Il rettore dell'Università della Calabria, Giovanni Latorre, ha inviato alla Procura della Repubblica di Cosenza gli atti relativi ad una serie di controlli dai quali sono emerse anomalie nelle procedure di registrazione degli esami. I controlli sono stati eseguiti dall'area didattica dell'Ateneo. La Calabria, chiamata al voto per le elezioni amministrative di questo 2011, ha visto la vittoria al primo turno dei candidati PDL-UDC Demetrio Arena a Reggio Calabria e Michele Traversa a Catanzaro. Al via quindi i festeggiamenti solo in queste due città, che da oggi hanno i loro due nuovi primi cittadini. Restano aperte ancora numerose sfide elettorali in Calabria che saranno decise al ballottaggio. PDL e UDC puntano alla conquista di Cosenza con Mario Chiuto che sfida il candidato di centrosinistra Enzo Paolini. A Crotone il sindaco uscente Peppino Vallone se la vedrà con Dorina Bianchi. Ballottaggio anche per la presidenza della provincia di Reggio tra il presidente uscente Giuseppe Morabito e Giuseppe Raffa. Il presidente della regione Scopelliti ha emanato il calendario per il prossimo anno scolastico, che prevede 207 giorni di lezione, 7 in più rispetto al minimo obbligatorio. Le scuole apriranno il 12 settembre, mentre la conclusione è prevista per il 9 giugno 2012 per le scuole primarie e secondarie e per il 30 giugno per la scuola dell'infanzia.